Va ora in onda Potere al Popolo. Mi piace perché quando facciamo informazione arrivano poi WhatsApp come questo: io sono di sinistra ma voterò sì. Interessante, abbiamo ascoltato questo convegno pubblico organizzato dalla deputata Laura Cavandoli la scorsa settimana, venerdì scorso, in quel di Parma, per illustrare le ragioni del sì al referendum sulla giustizia. Ormai manca poco, che si vota il 22 e 23 marzo, ma visto che vi ho fatto scaldare con le ragioni del sì, chi ancora non ha ricevuto la canzoncina sul referendum è ancora in tempo. Scrivetemi al 340-6709-659 un WhatsApp con scritto "La voglio" e io nei prossimi minuti vi farò avere questa canzoncina da far suonare sul vostro cellulare come suoneria, o ancora meglio da inoltrare a parenti e amici, soprattutto a quelli comunisti. Votiamo tutti insieme, sì, e vai, per cambiare davvero. Dai, per un dai. processo più giusto. Ci sto. Un futuro più vero. Vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa. È la scelta giusta, la nostra riscossa. In aula c'è un gioco ma le regole sono strane. Chi accusa e chi giudica, due facce, stesse trame. Serve una svolta, una linea netta e chiara per la giustizia vera, non una sorte amara. Basta confusione, basta con i dubbi, due ruoli separati per non avere intoppi. Votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa. È la scelta giusta, la nostra riscossa. La tua matita è un'arma, il tuo voto una promessa di un'Italia diversa, non più la stessa. Separare le carriere non è un'idea astratta, è la base per un diritto che non si ritratta per ogni cittadino. Per chi crede nel domani, il potere del cambiamento è nelle nostre mani. Votiamo tutti insieme, sì, per cambiare davvero, per un processo più giusto, un futuro più vero. Una croce su quel foglio per dare una scossa. È la scelta giusta, la nostra riscossa. Qui Parlamento. Barabotti, Lega. Grazie Presidente. Signor Ministro, una parte minoritaria della popolazione italiana vive e lavora in montagna, custode di una grande bellezza ma anche di una grande fragilità. Chi conosce la montagna lo sa, là non servono gli slogan, là servono risorse vere, servizi, scuole aperte, presidi sanitari e lavoro. La legge sulla montagna è uno degli interventi, il principale organico che prova a dare queste risposte, ma in questo Paese chi prova a cambiare, a fare, spesso viene attaccato. È accaduto anche qui. Accanto a critiche costruttive di tanti amministratori, abbiamo visto polemiche strumentali di chi preferisce la propaganda alla responsabilità. Oggi però c'è un fatto chiaro e inequivocabile, un accordo unanime raggiunto con le regioni italiane, e allora le chiedo, davanti agli italiani che ci seguono in diretta, di spiegarci che cosa cambia nella nuova classificazione dei territori montani e quali garanzie possiamo dare ai territori più fragili. Grazie. Grazie a lei. Il Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie, Roberto Calderoli, ha facoltà di rispondere. Prego, signor Ministro. Grazie Presidente. Come evidenziato dall'interrogante, il nuovo elenco ricomprende 3.715 comuni montani, a fronte degli oltre 4.000 contenuti nel precedente. I comuni non inclusi non soddisfano le caratteristiche di altimetria e pendenza individuati in attuazione della legge sulla montagna. Segnalo peraltro che nella proposta definitiva di classificazione tali criteri sono stati declinati nel senso di ricomprendere anche comuni con altitudine media ridotta, superiore a 350 metri e una percentuale molto limitata di pendenza,
collocati soprattutto nelle regioni del centro e del mezzogiorno. In ogni caso, la stessa legge riconosce autonomia alle regioni nell'assegnazione degli stanziamenti in sede di utilizzo della quota regionale del FOSMIT. In proposito, con l'accordo richiamato nell'interrogazione, adottato all'unanimità in sede di conferenze unificate e pubblicato sul relativo sito internet, le medesime regioni si sono impegnate a tener conto delle esigenze dei comuni non più inclusi nell'elenco dei comuni montani. Quanto poi agli specifici settori che presenterebbero particolari criticità in materia di agricoltura, le obiezioni spesso si concentrano su agevolazioni contemplate dalla politica agricola comune, ma trascurano il fatto che l'applicazione della nuova classificazione è espressamente esclusa ai fini della PAC, oltre che dell'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli. In materia di istruzioni, le critiche essenzialmente riguardano il tema del dimensionamento scolastico e della deroga al numero minimo di alunni per classe, tema ripreso anche nella richiesta di un'informativa urgente formulata nella seduta di ieri. Segnalo che le misure in materia sono già previste dalla normativa vigente e la loro applicabilità prescinde dall'inclusione nell'elenco dei comuni montani, anche in considerazione dell'autonomia regionale nella dislocazione delle istituzioni scolastiche sul territorio. Concludo rassicurando sul fatto che l'esigenza di gradualità nel passaggio dal vecchio al nuovo elenco è stata particolarmente sentita nel corso delle interlocuzioni con gli enti territoriali. A tal proposito, nel menzionato accordo, anche a seguito delle richieste formulate in tal senso dal presidente dell'ANCI, dottor Manfredi, si è convenuto che le agevolazioni previste a livello regionale o statale continuino a trovare applicazione sino rispettivamente alla modifica della normativa regionale e all'esercizio della delega per il riordino di quella statale. Grazie. Grazie a Sulla lei. finalizzazione della nuova classificazione dei territori montani. Il deputato Boff, prego. Boff Lega. Grazie signor Ministro, grazie per la puntuale risposta e per il chiarimento, ma soprattutto grazie per il grande lavoro che è stato fatto da parte sua e del suo Ministero per questa legge sulla montagna. È da 40 anni nel nostro paese che vediamo alle cronache le comunità montane in completa pianura o le montagne in riva al mare o situazioni che nulla hanno a che vedere con la reale montagna. Questa legge va a chiarire definitivamente cosa è montagna e la va a identificare chiaramente. Questo è importante perché nonostante il Ministro si sia impegnato per aumentare i fondi disponibili alla montagna ed è stato fatto con questo governo l'aumento dei fondi disponibili per la montagna, è chiaro che se non c'è una classificazione precisa su cosa è montagna, i fondi non basteranno mai. Se i fondi della montagna devono finanziare la pianura, è chiaro che snaturano quella che è la ragione di esistere di una legge sulla montagna, perché i fondi della montagna devono andare a tutelare quello che è il nostro patrimonio montano. Ma lo dico con cognizione di causa, perché io sono amministratore, sono sindaco di uno di quei comuni esclusi dalla classificazione, ma non ho neanche fiatato perché ritengo che un comune che è collinare, non è montano, che comunque ha un'agricoltura di pregio che è quella del nostro Prosecco, della nostra diocesi del Prosecco, sicuramente non possa essere considerato un comune svantaggiato di montagna pur facendo parte di una comunità montana. E quindi è giusto che se lo spirito è quello di andare a salvaguardare le nostre montagne, dobbiamo concentrare gli sforzi e le risorse per andare a tutelare quella che è vera montagna e le situazioni di montagna e le persone che vivono in quei luoghi. Grazie Ministro. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Una sigaretta, un bicchiere al volo. 2 parole per non star da solo. Una vita storta ma senza scuse. Questa città ti frega e poi ti accusa.
Ti ricordi una sera dal Gianicolo, una bionda, un sogno piccolo. Dicevi, il cuore mio non si regala, chi troppo ama poi si ammala. Il mio maestro è una canzone di chi ha vissuto senza padrone, e in tutto il resto è noia, detto piano, l'anima ubriaca e il cuore in mano. Parlava poco, ma diceva tutto. La sua battuta ti ammazzava al volo. Sapeva bene che l'illusione dura il tempo di una stagione. Il mio maestro è una canzone di chi ha vissuto senza padrone, e in tutto il resto è noia, detto piano, l'anima ubriaca e il cuore in mano. E ancora oggi, se ti guardi intorno, tra un vicolo buio, un sogno di giorno, senti la voce, tu senti la storia di chi ha vissuto e vive nella memoria. È il mio califfo, è la poesia di quelle vere, senza ipocrisia. Una carezza a Roma, se ci si crede, a chi si butta pure senza una rete. Il mio califfo è una poesia di quelle vere, senza ipocrisia. Una carezza a Roma, se ci si crede, a chi si butta pure senza una rete. Ci manca, eh? Chissà cosa avrebbe detto di quest'ultimo Sanremo il califfo Franco Califano, celebrato in questo pezzo intitolato Il mio maestro, di chi l'ha conosciuto, da parte di chi l'ha conosciuto molto da vicino. Abbiamo con noi Giorgio Ciabattoni, ciao! Ciao, buongiorno. Piacere di trovarti sulle nostre frequenze. Piacere mio ed onorato di essere qui. Un tipo giusto che ci vuole, perché tu hai molto da raccontare partendo dalla figura di Franco Califano. Tu sei stato il pianista e sei stato collaboratore stretto di Franco Califano. E che cosa ricordi maggiormente di lui? Qual è stata l'esperienza che più ti ha avvicinato a questo personaggio controverso sicuramente, ma particolarissimo? Peccato che non venga quasi mai più ricordato dalle televisioni, dalle radio, quelle importanti. Giorgio. Sì, guarda, devo dirti che all'età di 22 anni ho avuto questa conoscenza che mi ha un po' stravolto un po' la vita, in positivo. Perché avere un personaggio del genere, un artista così completo, poter collaborare con lui, quindi ho respirato la sua aria, proprio il suo, che emanava arte da ogni poro, e in ogni sua parola, in ogni suo modo, una persona molto introversa, una persona molto difficile anche da capire, da frequentare. Devo dire che mi ha aperto un mondo perché veramente ho conosciuto l'artista, in tutti i sensi. L'artista. Quindi, un qualcosa che sì, forse manca, perdonami, è pensando magari a questo Sanremo. Ci sono personaggi adesso che possono sfiorare il modo di vivere di Franco Califano, o sono tutti molto più esasperati, più drammatici, forse anche più chiari, perché lo dicono chiaramente la vita che vogliono fare, e alcuni rapper ce la spiattellano proprio addosso?
Sì, io sto vedendo in questo momento, negli ultimi anni per esempio, che i personaggi vengono creati un pochettino a tavolino e quindi vengono modificati, anche perché ho fatto diverse cose anche io, cioè Sanremo Famosi, Castrocali, via dicendo, nella mia ho 54 anni, quindi nella mia vita ho fatto un po' di cose. Vengono un po' creati, quindi non c'è più l'artista vero che nasce artista e rimane artista, ce lo fanno diventare in qualche maniera in poco tempo, l'acchittano un pochettino e ce lo buttano sul palco. Vedo che mancano molto di esperienza, mancano molto di gavetta, oggi basta che possa andare in queste trasmissioni per poter uscire fuori, mettersi in mostra, poi chi fa la gavetta poi si vede, insomma. Io con il maestro ho lavorato circa 10 anni e nel tempo facevo anche piano bar, ho avuto un mio locale dove lui veniva e poi sono arrivato all'estero dove faccio concerti in tutta Europa, ma già avendo 35 anni di gavetta come piano bar, sai, insomma, ti formi in maniera, sei pronto a tutto. Questi ragazzi vengono buttati e scaraventati lì e poi i risultati si vedono perché durano un anno. Se dura un anno. È vero, è vero, è vero. Guarda che il Giorgio Ciabattoni, cominciate a cercarlo facilmente, lo si trova ad esempio su YouTube, su Instagram, ci sono tante clip che fanno capire subito chi sei. E tu hai fatto una gavetta, cioè parlavamo prima scherzando su Sal da Vinci, a chi piace, chi non piace, questo vincitore di Sanremo, siamo comunque tutti lì a fare i suoi balletti e parliamo di personaggi che hanno fatto una grandissima gavetta e è anche il tuo caso. Tu sei partito da San Benedetto del Tronto, più di 30 anni di carriera, oltre appunto ad aver avuto questo importante contatto lavorativo con Franco Califano, hai cominciato a girare l'Europa. Cantando la musica italiana all'estero, hai fatto concerti in oltre 15 paesi in tutto il mondo, sei stato nominato l'altro anno ambasciatore di musica italiana all'estero, ma adesso non ti fermi più, cioè hai gestito a San Benedetto del Tronto questo Insomnia Piano Bar e molti si ricordano di questa cosa, ma non ti sei più fermato, adesso hai fatto una base strategica in Romania e infatti già in questi giorni, il prossimo weekend, c'hai una data dietro l'altra in vari locali della Romania dove porti la tua musica, ma anche uno spettacolo tutto particolare che si chiama Notte Italiana e che ha un successo incredibile. Ora mi zittisco e ci devi raccontare. Allora, noi siamo italiani, la fortuna mia è di essere italiani. Quindi arriviamo noi, arriva la festa, arriva lo straniero. Io ho fatto dei concerti a Melbourne, Adelaide e Sydney, dove insomma trovi 500 italiani che proprio ti aspettano e ti acclamano, perché un conto è chiamare Ramazzotti, fantastico per esempio, canta il suo repertorio, ok, ma una persona che poi ti fa tutto un mix dell'Italia dagli anni 60 ad oggi, e quindi ti fa il Ricchi e Poveri, ti fa Albano e Romina, ti fa Cutugno, Pupo, cioè un mix in maniera show, perché loro vogliono lo show. Io sono nasco come pianista, ho sviluppato il pianoforte, al conservatorio e tutto. Vengo in Romania e mi metto al pianoforte. Mi guardavano strano questo ragazzo che c'ha il pianoforte. Quella figura non funziona all'estero, lo vogliono lo show. Ci vedono come personaggi che portiamo allegria, atmosfera e un vibe giusto. Quindi ho iniziato a girare fra i tavoli con il microfono wireless e cantare con i tovaglioli tutti impazziti. E questo è successo negli Stati Uniti, è successo in Kenya, è successo nei posti più sperduti del mondo, a Dubai 10 volte, ok, sui yacht, cioè cose molto improvvisate, live improvvisate su degli yacht. E quindi ho visto che all'estero funziona questo. Poi io amo il pianoforte e amo fare, infatti porto in giro in Italia con la mia band italiana una serata a notte con il Califfo, dove faccio il Califano seduto al pianoforte, tranquillo, con la mia band di 4 persone. Quello è quello che dice il mio cuore di fare. Poi all'estero faccio quello che loro vogliono sentire da me, quindi vogliono sentire. È pesante, ti dico, perché cantare in Italia, piano bar te la cavi, insomma, meno male gestisci, ma quando fai 6 canzoni di Albano, 5 di Ranieri, cioè, arrivi a fine serata che veramente cioè l'ambulanza non è facile. Loro vogliono quello, vogliono il bel canto, quindi poi adesso si è messo anche il volo
questi pezzi da paura, quindi proprio tanto giusto per coronare questa cosa, e non è facile, però è tanta emozione, tanta adrenalina, e sono partito un po' come un pazzo per l'estero, però sono contento perché ho acquisito tanta esperienza all'estero, sì, questo è vero. Ragazzi, qui parliamo di artisti che si guadagnano il pane facendo una fatica della miseria, perché, ripeto, sono diventati anche esperti di musica, quelli che vanno a mangiare fuori e vogliono i pezzi, quelli belli, quelli difficili, e quindi potete immaginarvi il povero Giorgio Ciabatoni alla fine della serata, però poi arriva l'entusiasmo, arriva quella carica incredibile che ti dà la gente che ti apprezza, e diciamolo fuori dai denti, perché noi, Giorgio, ogni giorno intervistiamo artisti indipendenti, quelli che cantano perché sentono quell'esigenza importante di comunicare. Il canto è un mezzo di comunicazione stupendo. Moltissimi sono giovani, giovanissimi, che ancora non immaginano cosa faranno da grande, non pensano di diventare famosi. Poi certo il sogno c'è, ma diciamolo fuori dai denti, con questo mestiere, quello che stai facendo, tu riesci a vivere, a campare. Ma certamente, perché poi i cachet all'estero sono diversi. L'importante è che io ho una band che gira con me, e quindi siamo un trio, percussioni e tromba, io faccio la voce e pianoforte quando c'è possibilità, e quindi insomma è un prodotto di alta qualità, e facciamo concerti in tutti i sensi, cosa che in Italia invece è più un discorso di nicchia in Italia. Poi ovviamente San Benedetto, che mi conoscevo con il pianista, bravo, ok, quello che vuoi, ma la locale, poi adesso ti chiamano, anche te stai, dico, fai un concerto anche da noi perché torni. Io adoro questa cosa, io amo la mia città, amo la mia nazione, e mi sento più italiano quando sono all'estero, quando sono in Italia. Io adoro l'Italia, quindi sono fortunato di essere italiano, te lo dico proprio apertamente, senza peli sulla lingua, che se non fosse italiano loro ci adorano all'estero. Non sanno tutti i problemi che abbiamo noi a casa nostra, non li diciamo, ma ci adorano, dal modo di vestire, di comportarsi, cioè, e veramente ci stimano, e questa cosa non ce la può togliere nessuno. Quindi capite, portare le nostre tradizioni, il nostro bel canto all'estero è una cosa bellissima, importantissima, con la quale riesci a sopravvivere. Chiaro, bisogna fare sacrifici, bisogna pensare che non esisti più per la tua bella Italia per mesi, ma che ti trasferisci girando in tante località, in tanti locali dove vieni acclamato come una star. E questo è bellissimo, Giorgio, perché poi rifacendoci anche alla gavetta che ha fatto il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, e ci si accorge che effettivamente, facendosi conoscere da un substrato di persone sempre più grande che ti segue in tutto e per tutto, adesso attraverso i social poi è facilissimo, cercate Giorgio Ciabatoni su Instagram e vi rendete conto di cosa combina nei live, e questo ti fa fare passi avanti, e chissà mai in futuro, anche se il Giorgio, non lo so Giorgio, se tu sei uno di quelli che potresti auspicare anche un Sanremo, o se in effetti ti va bene così, perché forse stai già avendo quello che volevi fare, portare l'italianità in giro per il mondo. Certo, sinceramente io sto bene così. Sanremo è Sanremo. Sal Da Vinci a 57 anni penso che abbia, non so, un po' più grandicello di me, comunque di gavetta ce n'è tanta, di cose ne ha fatto tantissimo, ha una voce da paura, veramente un artista completo. Abbiamo fatto una canzone orecchiabile, io adoro la canzone di Serena Brancale, La pelle d'oca, ma perché sono un pianista, capisco insomma che c'è in quegli accordi, che c'è, mi sono un po' in Pio Daniele della situazione. Questa è una canzoncina che funziona orecchiabile, anche entra in testa a me, e infatti la stavo cercando perché devo rifarla subito, perché tanto ormai la cantano tutti, quindi il marketing questo vuole. Poi che lui sia un artista completo, il fatto che a 57 anni abbia vinto Sanremo non è mai troppo tardi. Questo non si deve solamente avere 20 anni, 25 anni, avere 800 orecchini, cose per essere un personaggio. Se poi c'è la voce sotto, come Stallo, comunque la voce ce l'ha, perché è un dato di fatto, c'è le qualità, e qui sono contento per lui di quello che è riuscito a fare, veramente.
Senza mettersi le calze a rete e il reggiseno, questo è altrettanto importante. Sì, bravo, perfetto, hai capito il senso di non esternare, cioè di non truccarsi a mo' di carnevale per poter passare per non passare inosservato. Insomma, uno può essere conosciuto per quello che fa, per quello che è. Infatti io, vedi, ho una situazione molto tranquilla, molto elegante, molto italiano, professionale, che dovevano andare in giro come dei pagliacci e poterci mettere in mostra. Insomma, il mostra lo mettiamo nel pianoforte. Il pianoforte non mente, e con il pianoforte è come le altre cose della vita, o lo suoni o non lo suoni, o ti siedi o vai via. Quindi loro all'estero lo sanno questo, lo sanno, quindi ti mettono alla prova. Noi pensiamo che dall'estero partiamo dall'Italia, andiamo all'estero, siamo italiani e quindi già è fatta. Non è solo questo, perché oggi gli Stati Uniti girano, dove sto io in Romania, che è una zona veramente, è uno stato che sta avendo un'estuata negli ultimi 10 anni da paura, e girano, quindi sanno quello che ti chiedono, sanno quello che vogliono, sanno quello, non vai più alla scoperta del nulla, sanno. E quindi io sto lavorando bene, facendo tour, mi diverto, faccio quello che mi piace, ho 3 figli, 2 bimbi gemelli di 2 anni, un po' più difficile la cosa. Fantastico. Tanta mia moglie che mi sopporta, che non ci sto mai. Assolutamente. Però... sì, è un'ode in generale a tutte le mogli che ci sopportano, noi che facciamo particolari lavori. E anche supportano ancora di più. Signori, capite un attimo il brand italiano in giro per il mondo con Giorgio Ciabatoni, ambasciatore della musica italiana all'estero, da cercare su Instagram, su YouTube, sugli store digitali. Questo ultimo pezzo, Il mio maestro, dedicato a ricordo di Franco Califano, ma non soltanto, per fare festa, per una cena in compagnia, ascoltando la grande musica italiana. Giorgio, è stato veramente un piacere. Tu lo sai che quando in giro per il mondo ti capita anche una data di Milano, ricordati che c'è una radio che si chiama Radio Libertà di Milano che ti ospita volentieri, ok? Non mancherò, perché veramente mi ha fatto piacere, sei una persona fantastica, Grazie. La storia è fantastica e verrò a trovarvi sicuramente, faccio 2 chiacchiere. Grazie. E per un buon caffè. Buona musica! Perché all'estero ci manca. Lo immagino. Mica caffè turco e altre robe. No, qui un bel espresso. No. Ciao Giorgio, grazie. Ok, un abbraccio grande. Ciao, grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane, certificate all'origine, estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro, con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Grazie mille a tutti, siamo in diretta su Radio Libertà. Oggi vi porto un mio inedito, si chiama Voglio portarti al mare, firmato Sasha P 2007.
Non è soltanto un brano che vi entra in testa dal primo ritornello, ma è una canzone che parla di amore vero, sentimentale, di quei legami che ti cambiano le giornate e ti restano dentro, anche quando non fanno più parte della tua routine quotidiana. È dedicata specialmente alla mia metà amata, a qualcuno che oggi non cammina più accanto a me, ogni giorno, ma che continua a vivere nelle mie parole e nella mia musica. Ascoltatela con il cuore aperto, fatevela entrare nella vostra vita, nei vostri ricordi e nei vostri amori. Sasha P. A voi l'ascolto. Voglio portarti in mare, Sasha P. Quelle tipe non sei te, tu non sei loro. Non capisco come abbiano preso spazio loro. Ci ho provato a dirtelo in ogni modo, ma tu fai finta di niente, mi mandi a fuoco. Sembra non ci sia rimasto un modo per riprenderci il mondo che avevamo. Le mie uscite, vederti, inventare uno nuovo, ma io sono fermo a ieri. Una canzone in testa e gira sempre così. Volevo portarti al mare, invece ti ho dato solo pensieri sbatti e parole sbagliate. Sì, questa è la verità, ma non sono stato solo io, lo sai. E allora dimmi perché sono ancora qua. Possiamo fingere ma se vuoi sputarmi addosso tutto il male che è nel corpo, ti guarderò negli occhi e dirò lo sopporto. Se non esiste altra modo per farti tornare di nuovo da me. Se non mi vedi con occhio che faccio il finto tonto, probabilmente non mi sono ancora accorto che se mi guardi negli occhi sto ancora parlando di nuovo. Quei baby non sono me, io non sono loro. Fa male vederti perso dentro a uno di loro. Forse è più facile ascoltare chi promette poco che sentire un uomo quando dice resto e poi se ne va dopo. E zitto zitto guarda la nostra casa andare a fuoco, la stai mandando a fuoco. E tu pensavi fosse solo un gioco, ogni volta che cadevi per me non era un gioco. E se ora giuro che sto bene, che sto a posto, basterebbe uno sguardo per farti morto, lasciarti andare, ma come si fa? Se tu ci sei riuscita spiegami come si fa. Ma tu non vuoi parlare e a quanto pare già scelte, preferisci chi ti mente dicendo che passerà. Lo sai che lo farà, io non l'ho fatto mai e chissà tra quanto tempo capirai che se vuoi sputarmi addosso tutto il male che hai nel corpo, ti guarderò negli occhi e dirò lo so quanto. Se non esiste altro modo per farti tornare di nuovo da me. Se non mi vedi con altre che faccio il tutto tonto, probabilmente non mi sono ancora accorto che se mi guardi negli occhi sto ancora parlando di nuovo con te. Si chiama Alessandro, arriva da Roma, a 19 anni, questo pezzo Voglio portarti al mare. Sembra difficile, ma se lo seguite ha una sua musicalità molto intensa. In arte si fa chiamare Sasha P 2007. 3 album, 2 palchi calcati finora. Il suo è un rap trap con interessanti aperture a sonorità melodiche un po' alla Ultimo. Mi ha scritto un WhatsApp al 340 6709 659 proponendomi la sua canzone. L'ho ascoltata, l'ho assaporata e ho detto è interessante, parla il linguaggio chiaramente per le nuove generazioni, magari non il nostro di noi sessantenni, ma la cosa è interessante. Bravo Sasha
Voglio portarti al mare, che trovate facilmente, ad esempio, semplicemente su YouTube. 11.36, ancora il buon mattino, c'è Sammy Varini in diretta nazionale in tutta Italia su Radio Libertà, sulla banda DAB della vostra autoradio, sul sito radiolibertà.net, sulla app da scaricare sul vostro cellulare minimo, ma anche su YouTube e Facebook cercando Radio Libertà. Ogni lunedì intorno a quest'ora arrivano i bacchettoni, minimo. Ci colleghiamo con gli amici di informazionecattolica.it per sapere quali notizie hanno pubblicato sul loro sito informazionecattolica.it, particolare perché si parla di cristianesimo, si parla di pareri che arrivano dal mondo cattolico, ma non certo il mondo cattolico del quotidiano Avvenire, tanto per dirvelo. Dai, giù dalle brande, colleghiamoci con Matteo Orlando. Buongiorno Semmi e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Stamane su Informazione Cattolica l'articolo di punta, l'editoriale, è a firma di Giuseppe Canisio e con il titolo I rischi per Russia e Cina dopo la morte dell'Ayatollah Khamenei. Abbiamo riflettuto sulle probabili conseguenze geopolitiche della caduta del regime iraniano, in particolare sull'architettura geostrategica di Vladimir Putin e quindi della Russia, ma anche della Cina di Xi Jinping, perché questa eventuale caduta del regime teocratico islamico iraniano provocherà delle conseguenze per entrambi i paesi. Tanto per darvi un'idea, la Cina ha assorbito circa l'80% delle esportazioni petrolifere iraniane nel corso dello scorso anno, il 2025, beneficiando di prezzi scontati a causa delle sanzioni occidentali. Quindi immaginate cosa può succedere dal punto di vista geopolitico con la caduta di questo regime iraniano. A maggior ragione le conseguenze pesanti possono essere anche per la Russia, che aveva nell'Iran un partner commerciale, ma soprattutto un bastione meridionale indispensabile per arginare l'influenza occidentale e per garantire una profondità strategica altrimenti scoperta, e stiamo parlando dell'Asia occidentale. Sempre su quello che sta accadendo in Iran, poche ore dopo l'inizio dei bombardamenti siamo stati tra i primi a pubblicare la notizia della morte del leader iraniano, lo stesso 28 febbraio, poco prima che arrivasse la conferma ufficiale da parte di molte testate, perché abbiamo riportato delle informazioni arrivate da Channel 12, un canale israeliano, e da Sky News Arabia, che hanno confermato questa uccisione, e poi via via sono arrivate le varie fonti italiane. Sappiamo che Khamenei è stato per moltissimi anni la guida dell'Iran, per 4 decenni, e sotto la sua guida il regime è diventato progressivamente sempre più chiuso, conservatore, duro e violento. Ma la logica politica che ha caratterizzato il suo regime, anche dopo la sua uccisione, non è così facile da cancellare, perché l'Iran continuerà a essere un attore potente nel sistema internazionale, con o senza il suo leader supremo, con ormai sappiamo che non è possibile, quindi senza il suo leader supremo. E questo dovrebbe far riflettere in Occidente e in Italia in particolare. Sempre su questa vicenda, sull'altra nostra testata, infobreac.it, abbiamo riportato le parole del Santo Padre. Nell'articolo principale di stamane, infatti, abbiamo intitolato il testo con questa frase: Iran, Leone XIV, fermate la violenza prima che diventi una voragine irreparabile. Infatti, il Santo Padre, dopo aver fatto l'Angelus di ieri, ha detto: seguo con profonda preoccupazione quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran in queste ore drammatiche. La stabilità e la pace non si costruiscono con minacce reciproche,
né con le armi che seminano distruzione, dolore e morte, ma solo attraverso un dialogo ragionevole, autentico e responsabile. E sempre il Santo Padre ha aggiunto: dinanzi alla possibilità di una tragedia di proporzioni enormi, rivolgo ai reparti coinvolti l'accorato appello ad assumere la responsabilità morale di fermare la spirale della violenza prima che diventi una voragine irreparabile. Che la diplomazia ritrovi il suo ruolo, si augura il Papa, e sia promosso il bene dei popoli che anelano a una convivenza pacifica fondata sulla giustizia. E poi il Santo Padre ha ricordato anche le notizie preoccupanti che arrivano a causa degli scontri tra Pakistan e Afghanistan, e anche per questo conflitto il Santo Padre ha chiesto a tutti di pregare. Un altro articolo stamane su informazionecattolica.it è quello di Matteo Castagna, che ci invita a votare sì al referendum sulla giustizia, e l'editoriale si intitola "Voterò sì alla riforma della giustizia perché me l'ha detto Luca Palamara". Cosa vuole dire Matteo Castagna? Che voterà il 22 e il 23 marzo sì al referendum sulla giustizia, con convinta speranza che la divisione delle carriere tra magistrati e PM, nonché il sorteggio previsto per gli organi di autogoverno delle magistrature, creino finalmente equità. E poi aggiunge Castagna: voterò sì perché me l'ha detto Luca Palamara nel libro Confessione il sistema, che è il libro che ha fatto capire agli italiani quello che accadeva all'interno del CSM e all'interno dell'Associazione Nazionale Magistrati. Vi invito a leggere tutto l'intero articolo di Matteo Castagna, lungo ma interessante. Poi, carissimo Semmi, un articolo che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi che merita un approfondimento è sicuramente quello di Pietro Licciardi, intitolato "Il prelievo fiscale ha raggiunto livelli da esproprio", perché giustamente Pietro Licciardi ci fa rendere conto di quanto lo Stato rende il prelievo fiscale a dir poco immorale, ricordando che pagare le tasse è un dovere morale, naturalmente. Licciardi ci dice anche che in Italia abbiamo superato veramente la soglia, perché si arriva in certi casi a una appropriazione del 60-70% del guadagno delle persone o delle aziende, ed è una cifra naturalmente che non può continuare ad essere così elevata, e quindi bisognerebbe intervenire quanto prima, perché l'economia ha la necessità di una semplificazione fiscale e soprattutto riduzione fiscale. Nei giorni scorsi abbiamo parlato anche della morte del narcotrafficante messicano El Mencho e della furiosa reazione che il cartello Jalisco Nueva Generación ha causato in diversi stati messicani. In una ventina di stati, infatti, dopo la morte di Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come El Mencho, i suoi affiliati hanno fatto di tutto, hanno bruciato centinaia di negozi alimentari, decine di banche, bruciato macchine e autobus, e poi hanno sparato sulla gente, sui poliziotti, sono entrati nelle caserme, hanno fatto veramente di tutto, uccidendo una settantina di persone. Questo ci fa capire, se ce ne fosse ancora bisogno, che il Messico è un narcostato praticamente sotto il controllo dei cartelli messicani e delle varie famiglie. Carissimo Semmi, poi per toccare la pagina storico-culturale, stamattina abbiamo fatto un articolo sulla nostra seconda testata infobreak.it, dove abbiamo ricordato l'ultimo omicidio delle Brigate Rosse. Sì, perché ricorreva il 2 marzo del 2003, quando a Castiglion Fiorentino un poliziotto è stato ucciso per avere purtroppo incontrato durante il viaggio su un treno regionale 3 esponenti delle nuove Brigate Rosse: Mario Galesi, Nadia Desdemona Lioce e Roberto Morandi. Infatti, quando gli agenti chiesero i documenti, Galesi estrasse una pistola e aprì il fuoco, e nella sparatoria rimasero uccisi
il sovrintendente Emanuele Petri, che oggi ricordiamo, e lo stesso terrorista Galesi, mentre gli altri due poi vennero arrestati e processati. Questo a quanto pare è l'ultimo caso di violenza delle Brigate Rosse in Italia e speriamo che sia una pagina definitivamente chiusa. In un altro articolo di carattere storico, lo scorso 1 marzo invece abbiamo ricordato un soldato di Cristo indimenticabile, l'albanese Giorgio Castriota Skanderberg, un grandissimo comandante della resistenza albanese contro l'espansionismo islamico dell'impero ottomano. In questo personaggio possiamo riscontrare veramente l'immaginario di un lottatore per l'identità nazionale e lottatore per i valori cristiani. Vi invito a leggere questo articolo perché la figura di Skanderberg rimane molto attuale e molto importante, visto il fatto che l'islamizzazione avanza sempre di più. Infine, carissimo Semmi, vorremmo anche invitare gli ascoltatori a seguirci sulle 2 pagine che gestiamo, sui 2 siti, quindi seguite e trovate tutti i nostri articoli su www.informazionecattolica.it e infobreac, scritto così, infobreac.it. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima settimana e un saluto a te carissimo Semmi e a tutta la redazione di Radio Libertà. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sempre grazie agli amici bacchettoni di informazionecattolica.it. Se avete tempo, fate un giro su questo sito che trasmette un'altra serie di notizie rispetto a quelle magari pubblicate su quotidiani cattolici come Avvenire. 11:48, vai in cucina a far risotto, è quasi tempo, perché no? Ma prima minimo un po' di appuntamenti da non scordare targati Lega. Allora, prima di tutto, oggi è lunedì e subito dopo di me a mezzogiorno arriva la Belva Civile, la trasmissione del deputato della Lega Nicola Ottaviani, che oggi punterà su Iran, nuova legge elettorale, dichiarazioni di Matteo Salvini sul referendum, eccetera, eccetera. E attenzione, parlando di Iran, in apertura trasmetteremo un pezzo secondo me bellissimo che ho lanciato qualche settimana fa di Isabella Biffi, si chiama Mi chiamo Buia e parla forse del motivo principale per cui in questo momento l'Iran è sotto attacco, la libertà delle donne. Ce lo siamo completamente dimenticato questo obiettivo, poi pensiamo certo alle armi nucleari e sicuramente ce le avrà, speriamo che saltino fuori, mica come Saddam Hussein, le armi nucleari, ma ciò che hanno fatto alle donne in questi decenni in Iran ce lo siamo dimenticati? L'ascolterete subito dopo mezzogiorno, è un pezzo profondissimo, c'è anche il video di Isabella Biffi che ancora ringraziamo perché con la sua potenza musicale lancia dei messaggi che altri non riescono a lanciare. Mi chiamo Buia, lo trovate facilmente su YouTube. Attenzione perché oggi parte anche il notiziario. Ore 13, ogni giorno intorno alle 13 il notiziario che riassume un po' quelle che sono le notizie più importanti della giornata in collaborazione con i colleghi de Il Sussidiario. E avremo anche intorno alle 18 la chiusura delle borse, ok? Memorizzate da oggi in poi ogni giorno ore 13 il notiziario su Radio Libertà. Vediamo un po' dove ci portano gli appuntamenti da non scordare targati Lega. Oggi è in corso, sì, in Viale Andrea Doria 22 a Milano, presso la Sala Saba del Grand Hotel Doria, perché votare sì. Tra gli ospiti l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone, Gabriele Albertini, già sindaco di Milano, Mario Mantovani, europarlamentare di Fratelli d'Italia, con i saluti di Riccardo Berti, segretario UGL Milano,
moderato da Alberto Busacca, caporedattore di Libero Quotidiano. In corso questa mattina al Sala Saba del Grand Hotel Doria, via Andrea Doria 22, Milano. Se siete in zona, siete ancora in tempo a parteciparvi. Questa sera doppio appuntamento presso i 2 punti Lega di Milano, in via Esterle 29, con il capogruppo della Lega nella Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio Interni alla Camera dei Deputati, Igor Iezzi, questa sera ore 21, via Esterle 29, Milano. Il tema della serata sarà referendum giustizia, tutti i benefici del sì e le tante falsità del no. Interessante anche questo, è sapere quante palle ci raccontano. Un altro appuntamento ancora più interessante, se mai fosse, in via Vespri Siciliani 12, nell'altro punto Lega, si incontra il responsabile Dipartimento Servizi Digitali della Lega, Alessandro Ferrari Manzoni. Il tema della serata sarà sulla percezione online e sul sentiment. In parole povere, cosa si dice di noi della Lega, di noi del centrodestra, di noi del governo, sul web. Perché spesso conta di più come viene detto di che cosa viene detto. Guarda che interessante, a proposito di comunicatore, comunicazioni, cose che si scrivono e si fanno, clip che si mettono sul web. E ancora, quando rispondere e quando è meglio non farlo. Come evitare errori che fanno danni inutili. Niente tecnicismi, niente teoria da università, un incontro per tutti pensato per chi vuole capire meglio il contesto digitale in cui ci muoviamo ogni giorno. Insomma, più si è consapevoli, meno si è vulnerabili. Interessante l'incontro con Alessandro Ferrari Manzoni. Si occupa lui del Dipartimento Servizi Digitali della Lega. Questa sera, sempre ore 21, via Vespri Siciliani 12 a Milano. Roba buona, direi, che interessa a tutti noi che ogni tanto siamo quasi obbligati a scrivere sul web per rispondere anche semplicemente a qualcuno che sta sparando cazzate, o no? La Brianza per il sì, convegno sulla riforma della giustizia, venerdì 6 marzo, aula consigliare, via Zara, ore 20:45, siamo a Nova Milanese, Interland di Milano. La Brianza per il sì, chi ci segue dalla zona, questo venerdì 6 marzo, aula consigliare di Nova Milanese. Appuntamenti da non scordare targati Lega, è in corso questa mattina, lunedì 2 marzo, a partire dalle 10:30, il sopralluogo presso lo stabile popolare di via Morgantini, numero 5 a Milano. Un sopralluogo con il vicepresidente del Consiglio, ministro infrastrutture dei trasporti, Matteo Salvini, un momento concreto di verifica sul campo per i lavori di riqualificazione ormai ultimati. Quindi in corso in via Morgantini 5 a Milano, il sopralluogo con Matteo Salvini. Gli appuntamenti da non scordare li trovate tutti quanti sul sito legaonline.it. C'è la possibilità anche su questo sito di fare la tessera della Lega, è minimo, senza bisogno di andare da nessuna parte, si fa direttamente sul sito legaonline.it, e chiaramente anche di conoscere tutti gli appuntamenti targati Lega, oltre che quelli sul territorio e quelli che vi aspettano poi direttamente in televisione, e ce ne sono veramente tantissimi. Lunedì 9 marzo, referendum della giustizia, le ragioni del sì. Un altro appuntamento, siamo ad Ala. Relatrice l'onorevole Ingrid Bisa della Lega, che è capogruppo della Lega in Commissione Giustizia, perché la Lega dice sì per una giustizia più autonoma e indipendente, per liberare i magistrati dalla degenerazione delle correnti, per uno Stato più credibile. Si vota domenica 22 e lunedì 23 marzo, lunedì 9 marzo alle 20:30 nella sala Zendri di via Mario Soini 51 ad Ala. La relatrice Ingrid Bisa.
Qualche WhatsApp, ragazzi, ne avete spediti tantissimi e ogni tanto qualcuno rimane indietro. Ottima l'idea del radiogiornale e sono contento che vi piaccia. Da oggi, tra un'ora alle 13, lo sentite. E ancora, in realtà Crosetto ha pagato il volo di rientro con il Gulfstream, l'ho anche dichiarato ufficialmente, ma per favore. Parole sante, regime sanguinario maometano medioevale degli Ayatollah appena fatto massacrare decine di migliaia di manifestanti iraniani in gennaio. Ma come si fa a difenderli? Perché si odia in maniera malata gli ebrei? Ma per favore, sentite tra 10 minuti Ottaviani, farà una trasmissione molto interessante. Ma come? Non c'è il decreto sicurezza contro i coltelli? Io con il portachiavi, lama di 6 centimetri, vado in galera, gli altri si accoltellano come prima e restano fuori? 4 ragazzini delinquenti ammazzano un'altra anziana e vengono riconsegnati ai genitori, mentre i genitori che vivono tranquilli vengono privati dei figli. Cominciamo a farci giustizia? No, caro Marco, semplicemente bisogna ringraziare certi magistrati che effettivamente se ne fottono delle leggi. Sammy, io non mi offendo se non leggi i miei messaggi, perché io li scrivo soprattutto per te, che sicuramente mi capisci anche tra le righe, ma gli altri possono fraintendere. Quindi, perché cosa ho detto? Cosa ho detto? Fammi vedere. Se ce l'avessero detto Israele non sarebbe riuscito a ciccare l'Ayatollah, avremmo fatto la spia, questo te lo leggo. Non capisco come fa il Mossad a far fuori i nemici senza sbagliare un colpo e la Russia è ancora lì che ci sta pensando. Ok, la Callas adesso vuole mettere le sanzioni, ok, ma se stesse zitta non sarebbe meglio? Cosa ci vai a fare a Dubai? A vedere cosa hanno prodotto i grattacieli? Fare le vacanze a Dubai in questo momento non è salutare, lo sanno tutti. Se lo Stato fallisce, si abbassa le accise, vuol dire che sta spendendo male i nostri soldi. Troppi bonus alle famiglie che vengono dall'estero, non certo per gli italiani. E poi l'idrovora ucraina deve essere chiusa immediatamente, ne ha già succhiate abbastanza di nostre risorse. Decisamente belli tosti i nostri ascoltatori. A Modena la situazione è completamente fuori controllo, il sindaco scarica le responsabilità sul governo. Sì, adesso hanno girato completamente la frittata. L'ordine di scuderia del PD è questo: dare la colpa a noi che siamo al governo e ci dovremmo occupare già di sicurezza, mentre i giudici fanno quello che vogliono. Un buon motivo per andare a votare il 22-23 marzo il referendum sulla giustizia? È vero, Marco, stanno girando completamente a padella, stavo dicendo, quella antiaderente. Ci fermiamo, sì, è mezzogiorno, ho capito, me ne devo andare, non posso far altro che ringraziarvi come sempre per il vostro approccio a questa radio sempre più rivoluzionaria, ma una rivoluzione democratica, così come tra poco arriva la belva, ma è una belva civile. Grazie a voi per l'ascolto e per i vostri messaggi, grazie a Simone in regia, ma è una minaccia. Io ritorno domattina alle 7:30.